Buongiorno a tutti! Oggi abbiamo deciso di mangiare in compagnia anche dei nostri carissimi amici Renato e Agostina, che amano tantissimo un tipo di pasta. Soprattutto lui ricordava di aver mangiato una pasta buonissima qui a casa nostra e abbiamo cercato, anche grazie alle foto realizzate lo scorso anno, di capire di che cosa si trattasse. E forse ci siamo arrivati, ma ho avuto diversi ammonimenti, poca, perché guardate qui, siamo solo in 9 e c'è questa meraviglia. Quindi adesso andrò a preparare questa pasta veloce di cui il sugo è già pronto. Se siete curiosi, allora, aio, vieni che ti conto. Ho fatto rosolare i funghi misti, ma moltissimi porcini a fuoco moderato. Ho aggiunto il sale, nell'olio naturalmente extravergine d'oliva. Ho aggiunto il sale, aglio e prezzemolo, lo vedete. Ora ho aggiunto la panna e adesso la noce moscata. Io con la noce moscata abbondo perché secondo me con i funghi si sposa benissimo, dà un ottimo sapore alla panna. Adesso la panna la faccio riscaldare, appena sento che sta ricominciando a soffriggere, spengo e poi ci faccio saltare la pasta, trufie fresche. Invece nella pentola dell'acqua ho messo dei pezzi di funghi porcini, l'ho mai preparata così, però così preparo il riso. Ho messo dei funghi porcini essiccati, adesso li lascio bollire, cuocere con la pasta e poi faccio saltare tutto insieme. Ora do una bella mescolata. Man mano che mescolo aggiungo anche il parmigiano, che potevate anche aver unito alla panna e insaporito la panna, io non mi sono ricordata e procedo ora. La pasta è pronta per essere gustata, poi ognuno a piacere aggiungerà o meno del parmigiano. Tra poco vi dirò com'è venuta. Come era prevedibile, la pasta è venuta molto buona perché qualcuno ha chiesto il bis e anche il tris, per cui provatela. Un consiglio che vi do è di avere sempre dei funghi in dispensa che possono essere sotto olio, secchi, in congelatore, perché all'occorrenza aiutano a preparare un ottimo primo che salva sempre quelle situazioni, soprattutto d'emergenza. Bene, vi saluto, provateci e fatemi sapere. A presto, ciao ciao!